L'ospitalità si fa con poco per chi è in grado di farlo. Io sono Gunnar Cautero, sono nato a Udine svariati anni fa, cresciuto a Milano, mi occupo di ristorazione da oramai 30 anni. La tradizione e l'amore per il territorio mi ha portato a far evolvere l'Osteria della Stazione di via Popoli Uniti 26 a Milano a una enclave di ristorazione friulana. Stiamo compiendo il giro dei 14 anni. È il proseguo di un progetto iniziato in realtà di un'osteria in quartiere Isola, che era all'interno di un teatro, fungeva come ristorante e bar del teatro, e poi finiti questi anni, 8 anni in Isola, è uscita questa occasione che rimane comunque una delle osterie forse più originali e non ritoccate di quello che c'è attualmente a Milano. La filosofia che ci guida è una passione per il territorio. Il territorio, il Friuli, è incredibile, ma non lo dico per senso di parte, è una questione di numeri. Avendo a disposizione montagna, mare, laguna, fiumi, laghi, collina, pianura, è un supermarket con un carrello della spesa da riempire infinito, che con supplier, che comunque è partner a volte anche nella ricerca o anche nello scambio. Noi collaboriamo con contadini direttamente, con aziende, ma perché abbiamo la fragranza, il prodotto. Poi ci aiuta anche molto la tecnologia, in maniera che possiamo sicuramente incrementare il lavoro, tenendo anche comunque una filosofia molto schietta, nel senso i 3-4 elementi al massimo in un piatto, senza andare a cercare di fare il carnevale a tutti i costi, perché comunque siamo forti di una grande materia prima, siamo forti di una terra. Cosa fa la differenza al piatto? Lo fanno in effetti, lo fanno tante cose, anche se la cosa più buona del mondo che ho mai mangiato in vita mia è stata una zuppa di erbe selvatiche ad Arta Terme in un vecchio hotel, ed era praticamente solo la bellezza e la qualità di quello che mi veniva servito, ma perché veniva anche servito con grande affetto. È un bel insegnamento. È un bel insegnamento, è un insegnamento onestamente di ospitalità. La cucina friulana non l'ho portata solo io, e in realtà ci sono stati miei predecessori che hanno lavorato su questo per tanti anni e sono stati apprezzati. Erano altri tempi, inevitabilmente altri tempi, e in effetti quello che si può avere da una cucina regionale, perciò le 4, le 5, le 6 cose, potevano essere proposte tutto l'anno. Quello che magari portiamo noi è un'evoluzione, è far memoria che abbiamo una laguna strepitosa con valli di pesca, abbiamo il mare Adriatico con le sue caratteristiche, abbiamo le erbe spontanee. Le nostre erbe spontanee arrivano direttamente dalle malghe, da 1200 metri in Carnia. Non è la stessa erba che ti può fare qualcuno che le coltiva, è proprio il territorio che ti dà. Questo è il Friuli, ma è questo veramente. Risparmi anche 400 km prima di andare. E il lavoro con Supplya non c'è nessun scetticismo, anche perché noi arriviamo prima degli altri. C'è una battuta, forse siamo noi che abbiamo costretto Supplya ad arrivare a Milano. Poi una volta aperto il canale, Supplya si mette a lavorare per noi. Descrivere Supplya in una parola è molto semplice: piacere, perché comunque l'incontro dei creatori, cioè dei fondatori di Supplya, in realtà rimane una festa sul quale c'è comunque anche una bellissima base di lavoro. Ma qua è difficile tutto reperire a Milano, perché comunque è difficile reperire questa tipologia. Direi che un prodotto che ho scoperto con Supplya è proprio lo smoking della latteria di Aviano. L'ho scoperto attraverso di loro e in effetti attraverso Supplya, ed è un prodotto con una marcia in più. Sono Gunnar Cautero dell'Osteria della Stazione, l'originale di Milano, e anch'io sono Supplya.